Buon pomeriggio e ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia, che apriamo subito con una tragedia che ha avuto luogo nelle scorse ore a Enna, dove un uomo è morto dopo essere precipitato nel costone di Rocca di Cerere. A recuperare il cadavere del 42enne sono stati i vigili del fuoco con un elicottero Drago 146 e con l'uso di un verricello. Il corpo è stato imbarcato a bordo dell'aeromobile e poi consegnato alle forze dell'ordine. Si indaga ancora sulle cause dell'incidente. E ci spostiamo ad Agrigento, dove due senegalesi di 24 e 33 anni sono stati sottoposti dalla squadra mobile a fermo di indiziato di delitto disposto dalla locale procura perché ritenuti responsabili in concorso dei reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di morte come conseguenza di altro reato. Si tratta dei due presunti scafisti che erano alla guida del barchino sul quale a largo di Lampedusa lo scorso 21 ottobre scoppiò l'incendio che provocò la morte di una bambina di appena 2 anni e di un bimbo di poco meno di 1 anno. E rimaniamo in tema migranti, sono 1221 quelli alloggiati all'hotspot di Lampedusa, sono 175 nuovi stranieri arrivati ieri con 4 diversi barconi. A soccorrere le carrette sono state le motovedette della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto. Sul primo natante c'erano 37 persone, fra cui 13 donne e un minore. Sul secondo, giunto all'alba di ieri, erano invece 49, fra cui 12 donne e 4 minori, trasbordati anche 39 migranti che erano su un'imbarcazione di ferro di 7 metri e poi altri 50, fra cui 22 donne e 10 minori. E in chiusura un dramma che ha avuto luogo a Catania, dove una donna di 40 anni è stata salvata dai carabinieri mentre tentava di togliersi la vita. La catanese stava provando a gettarsi dalla finestra al quarto piano di una palazzina di un quartiere residenziale della città etnea. Dopo il salvataggio, la donna in lacrime si è aperta ai due carabinieri accorsi in suo aiuto, confidandogli che le ragioni dell'insano gesto erano riconducibili alla recente perdita della madre. È tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna con nuovi aggiornamenti alle 18. A più tardi. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.